Siamo in un mondo nuovo previdenziale, le pensioni sono cambiate da ormai tanto tempo, da 25 anni, il sistema è un sistema dove non siamo più di fronte a un meccanismo predeterminato, siamo in un meccanismo dove quello che conta è il comportamento del lavoratore, che deve fare delle scelte consapevoli, prenderà probabilmente molto meno di pensione rispetto alla situazione precedente, quindi la prima scelta consapevole è quella di aderire alla previdenza complementare, cioè quella di integrare il suo livello pensionistico erogato dall'INPS con un'ulteriore pensione aderendo ai fondi negoziali, in particolare Solidarietà Veneto per i lavoratori appunto del Veneto, e quindi di fare in modo per tempo, da quando si è giovani, integrare la propria pensione. È cambiato completamente, perché nel retributivo, cioè nella pensione che avevamo prima del 1993, tutti gli anni sostanzialmente erano uguali, ogni anno contava allo stesso modo, la pensione era calcolata attribuendo il 2%, moltiplicandolo per il numero degli anni e moltiplicandolo per le ultime retribuzioni. Oggi le cose sono completamente diverse, perché quello che conta sono i primi anni, perché sui primi anni maturano gli interessi virtuali o concreti della previdenza obbligatoria e della previdenza complementare, quindi il tempo è fondamentale. Soprattutto nella previdenza complementare non aderire subito significa sostanzialmente perdere un'occasione che non potrà più essere recuperata in futuro. La condizione fondamentale della previdenza complementare è che il tempo perso non si può recuperare, perché se io non verso per alcuni anni, quello che devo fare per recuperare la mia prestazione pensionistica è quello di versare non solo quello che non ho fatto, ma recuperare anche gli interessi che non sono maturati, e quindi praticamente diventa un'opzione impossibile. Quindi il tempo diventa un fattore fondamentale, tant'è vero che la normativa prevede, Solidarietà Veneto addirittura permette di farlo, è possibile pensare per tempo alla pensione anche per i propri figli, prevedendo l'adesione per i familiari a carico, in maniera di iniziare lasciando un tempo molto lungo per la costruzione dell'impianto previdenziale, soprattutto per creare una cultura che poi il giovane lavoratore, quando poi entrerà davvero nell'età di lavoro, si porterà dietro.